diretta dall'Auditorium Merula a Roreto di Cherasco, On Stage, il live streaming che porta la musica dal vivo ovunque tu sia. Siete pronti? Stiamo per cominciare! Applauso. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo piano. Buongiorno! Che caldo fa! Non riesco a respirare. Ancora qualche giorno e ce ne andiamo a mare. Operazione vacanza, dieta di circostanza, in quest'estate tutta da inventare.
Benvenuti a un'altra diretta su Facebook Live, YouTube e Twitch. Qui dai magazzini musicali Merula abbiamo con noi sul palco oggi gli Idea. Grazie mille. Grazie ragazzi, benvenuti tra noi. Grazie a voi. La felicità. Stressati, sempre di corsa, coi minuti contati, un grande ballo per le città. Non c'è più tempo per fare l'amore, ma si fanno guerre per la religione, e tutto questo non è un talent show. Ci sono che giudicano senza ascoltare le parole. Siamo complici alla moda, basta fingere di ridere per non sentirsi male. E il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attento non arriva in tutta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità. Ci teniamo svegli con la caffeina, poi prendiamo docce per fare sogni, e tutto questo con semplicità. Restiamo fermi, indifferenti, pensiamo sempre, non abbiamo difetti, qualcosa in fondo ci manca già. E il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attento non arriva in busta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità. E il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attento non arriva in busta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità. La felicità è uno stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, di chi ritiene soddisfatti tutti i propri desideri, i propri desideri. E il mio quadro clinico conferma c'è bisogno di felicità, di felicità. Attento non arriva in busta chiusa sotto forma di pubblicità. La felicità, la felicità, la felicità, la felicità, la felicità. Grazie. Grazie mille. Adesso, prossimo pezzo che trovate nel nostro secondo album. È un pezzo che è più uno sfogo, perché ovviamente nelle band ci sono alti e bassi, periodi anche bui. E noi abbiamo vissuto un periodo un po', diciamo, brutto, perché alcuni si erano un po' scazzati, hanno preso strade diverse. E allora in quel periodo eravamo in studio in Marzio soli e abbiamo deciso di scrivere questo pezzo che si intitola Bla Bla Bla. Tutto corre in fretta, in quale direzione? Digrigno questi denti, rabbia e delusione. Voglio aspettare sempre una soluzione. Va da troppo tempo, digerisco
domani. Mi sono rotto il cazzo di tutta la gente che mi dice sempre cosa devo fare. Devi lavorare nel suono del radio, è poco originale, aggiungi un po' d'amore che non fa mai male. Bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla, bla 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 bla, 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 bla 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 b
Ho visto abbastanza, ho sentito tutto. Ho preso questa strada e adesso vado dritto. Ma da troppo tempo digerisco male. Non c'è cura giusta per farmi cambiare. Mi sono rotto il cazzo di tutta la gente che mi dice sempre cosa devo fare. Mi fanno aspettare, fanno la morale, sanno tutto l'odio del bene e il male. Da che parte sta? Bla 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 bla. Signore e signori, Gianvito Piliero. Grazie mille. E voi? Come va? Dopo questo periodo un po', Siamo felici di essere tornati su un palco, su un bel palco soprattutto. E adesso un altro pezzo del nostro disco si intitola Tutti innocenti. Siamo fatti così, sempre pronti a dire sempre di sì. Non è vero, ognuno pensa solo per sé. C'è chi va pure, gioca soldi, chi passeggia con cane. Fumiamo anche se sappiamo che fa male. E per chi sbaglia neanche una punizione. E per chi vince neanche il premio da copione. Tutti i politici se puoi votare, tutti i dottori quando stiamo male, ma stiamo bene sotto gli ombrelloni pronti a riposare. Generali se perdiamo le guerre, allenatori se la squadra perde, ma state stretti sopra le poltrone, troppa confusione. Chissà le lingue e
Magazzini musicali Merola sul nostro palco Idea, che ora ci proporranno un brano dall'album omonimo, sul quale c'è la particolare partecipazione di Omar Pedrini. Il grande Omar Pedrini ha collaborato al vostro album proprio sul pezzo che state per eseguire, e mi avete detto anche prima dell'inizio del concerto che il 18 marzo a Vertigo Rock Arena di Druento suonerete con lo stesso Omar, quindi Grazie, Omar. è un grande onore per noi sentire questo brano, diciamo in breve anteprima, e ricordiamolo, è sull'album omonimo, signori e signori, Idea con Umani. Grazie. Adesso spengo la TV, chiedo scusa anche a Dio. Sono un uomo con che futuro, ma il destino non lo scelgo io. Aspetto intanto, guardo su, questo cielo non è così blu. Ti prego dimmi dove mi trovo, questo resta il mio tabù, questo resta il mio tabù, questo resta il mio tabù. Ti chiedo adesso chi sono, un santo oppure un demone. Se sbaglio chiedo perdono a tutti quelli come te, uguali come me, uguali come te, come te. E nascosta la verità, basta dire niente cambierà. Questo grido mi fa paura, non mi arrendo, vivo ancora qua. Ti chiedo adesso chi sono, un santo oppure un demone. Se sbaglio chiedo perdono a tutti quelli come te, uguali come me, uguali come te, umani come me, umani come te, umani come Ti chiedo adesso chi sono, un santo oppure un demone. Se sbaglio chiedo perdono a tutti quelli come te, uguali come me, uguali come te, umani, grazie! Adesso il singolo che era del nostro primo disco, che si intitola Start, dove questo pezzo siamo arrivati per la prima volta alle finali nazionali del Sanremo Rock, Ariston, e questo pezzo si intitola L'America.
entrare ogni giorno nella realtà. Non riesci a stare viva, senti addosso l'aria all'uridità. È un desiderio compulsivo, metti il freno, ti porterò. Ti porterò in America, a bordo di una nuvola, tranquilla non precipita. Guido meglio di un acrobata, tu che il sogno dell'America, dimmi perché. Non è come quello che luccica, che lì la forza precipita, si respira un'aria elettrica. E qui la vera America, secondo me. Sei stanca di sentire che in Italia è sempre uguale. Non conosci soluzione, poi ti arrendi al primo round. Troppi pugni pieno viso, ma non siamo ancora KO. Questo è il vero paradiso, fuori secondi e combatti un po'. Ti porterò in America, a bordo di una nuvola, tranquilla non precipita. Guido meglio di un acrobata, tu che il sogno dell'America, dimmi perché. Non è quello che luccica, che lì la forza precipita, si respira un'aria elettrica. E qui la vera America, secondo me. Credici, non è così, per la spugna non è un alibi, guariscono tutti i lividi. E qui la vera America, e qui la vera America. Ti porterò in America, a bordo di una nuvola, tranquilla non precipita. E qui la vera America, secondo me. E qui la vera America, anche se il paese va un po'. Grandissimi! Grandissimo! Stavo dicendo anche se il paese sta andando un po' così, però secondo me la vera America resta sempre l'Italia, per ora. Adesso un pezzo dove praticamente non so se sono rimasto un po' preso dalla saga del, come si chiamava? Ritorno al futuro era, ecco. Allora da quando ero bambino che vedevo un po' queste cose mi immaginavo mai se un domani dovessi avere una macchina del tempo cosa grandissimo, cosa sarebbe successo, ognuno di noi, no? Ognuno ha i propri sogni, i propri desideri. Allora da là ho scritto La macchina del tempo. Shake it up! Potrei
secondo ai giorni che hanno lasciato il segno. Io sono pronto per questo viaggio. Grandissimi, calorosi. Magazzini musicali Merula, qui abbiamo sul palco gli Idea. Ricordatevi che siete sempre i benvenuti, voi che ci ascoltate a casa su Twitch, YouTube e Facebook Live, e voi che siete qua in teatro, siete sempre benvenuti appunto nel nostro negozio a provare i nostri strumenti. Il negozio Magazzini musicali Merula è aperto dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. E se volete venire a suonare su questo palco, come gli Idea, non dovete fare altro che mandare un'email a merulalive@gmail.com. Ora lasciamo di nuovo la parola alla musica degli Idea. Grazie. Adesso un pezzo più lento, più calmo. È un pezzo che ho scritto per la mia compagna che è qua in sala. Praticamente per un musicista la donna ogni tanto è lì che insiste: ma non mi scrivi mai una canzone? Perché? No? Allora una sera ho deciso di scrivergli queste parole più che altro come lettera, come ringraziamento per il supporto che mi dà. Quindi ho deciso di intitolarlo Il mio equilibrio, che sarà presente nel prossimo EP. Vi diamo una notizia. L'EP, una notizia, che uscirà, pensiamo, per maggio-giugno, quindi grazie mille. Il mio equilibrio. Per parlare di noi, immagini sbiadite che non scorderò mai, e di quanto tempo è già passato. Ora siamo qui, non più distanti, è bastato uno sguardo per capire chi sei. A volte ho fatto sbagli, chiedo scusa, lo sai, ma non ho paura di cosa pensi, perché l'amore per me è il tuo nome. Ora guardami così, come la prima volta, siamo ancora qui, tu sei il mio equilibrio in questo disordine nella mia testa.
Adesso faremo una cover. Voglio sentirvi cantare tutti, perché questo è impossibile che non la conoscete. Un pezzo appunto di Omar Pedrini, un pezzo che ha vinto il disco d'oro, era mi sembra il 2001. Questa è Sole Spento. Cambio chitarra un attimo. Scrivilo, cambio chitarra, segna. Ci siamo, Buzzi? Sole Spento. Spento e tutto sommato provo a starci dentro. Nella mia stanza aspetto il mio momento, sono qui, aspetterò, io aspetterò. Quando la vita sembra un treno lento, penso agli amici fuori e muoio dentro. La mia generazione senza vento, sono qui, aspetterò, io aspetterò, finché arriverà il mio momento. Stammi accanto col pensiero, tu stammi accanto, sole spento. Io ti sento con me. Quando sei condannato al pentimento, stanco di sentir dire non ho tempo, no. Come in un sole in cui sentire freddo, sono qui, aspetterò, io aspetterò, finché arriverà il mio momento. Stammi accanto col pensiero, tu stammi accanto, sole spento. Io ti sento con me. Aspetterò, io aspetterò, finché arriverà il mio momento. Stammi accanto col pensiero, tu stammi accanto, sole spento. Io ti sento con me. Grazie Omar per questa poesia.
Questo è sempre un pezzo che è nato un po' da una discussione domestica, no? Quindi, sai, quando si convive ogni tanto si discute con la compagna. Poi alla fine l'uomo cade sempre nella famosa frase per chiudere il discorso, che è quella: hai ragione tu. Infatti questo pezzo si intitola Hai ragione tu. Hai ragione tu quando dici che ho trovato l'America. Non ricordo più, ma io non son partito da Genova. La mia strada non era blu. Hai ragione tu, perché sbuffi che è arrivata domenica. Guardo la TV e la partita è la mia messa con predica. Non ricordo più, non so chi sei, quello che vuoi. Io sicuramente dovrei dire grazie a Dio, e come un 6 allena l'8 e sono io. Più fortunato in questo mondo non è semplice. Io che faccio sempre tutto quanto a modo mio, sembro un anarchico felice senza regole. Le tue regole. Hai ragione tu, se ti regalo fiori aspetti che nevica. Più, ma con l'inglese sono uno che litiga. Non ricordo più, so chi sei, quello che vuoi. Io sicuramente non sei allena l'8 e sono io. Più fortunato in questo mondo e non è semplice. Io che faccio sempre tutto quanto a modo mio, sembro un anarchico felice senza regole. Le tue regole. Hai ragione tu, veramente ho trovato l'America. Io sicuramente dovrei dire grazie a Dio, e come un 6 allena l'8 e sono io. Più fortunato in questo mondo e non è semplice. Io che faccio sempre tutto quanto a modo mio, sembro un anarchico felice senza regole. Le tue regole. Grazie. L'idea è Magazzini Musicali Merola per un altro live questo sabato. Ricordiamo a chiunque voglia venire a suonare, l'email a cui inviare la candidatura è merolalive@gmail.com.
Dico candidature, in realtà diamo spazio veramente a tutti, quindi non c'è una selezione, c'è semplicemente un invito a salire sul nostro palco. E per chiunque sia in questo momento a casa e ci stia seguendo, ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitch e anche YouTube, sul cui canale stiamo trasmettendo questo concerto degli Idea. E sono contento. Spento, sarà colpa degli influencer o del tempo o del vento, i soliti problemi, il petrolio sale, non c'è lavoro, la corruzione nello stivale, ma cosa potrei fare io per questo? Ci sono giorni lasciano dire, oggi sono contento, anche se resto a casa mangio un panino, io sono contento. Ma quante paranoie ci facciamo, ma tutto male, non arriviamo a fine mese, la solita canzone si ripete, ho perso il conto, sembro Archimede se sono stronzo. Anche se non andiamo a questi mondiali, io sono contento. Se non vado al mare oppure in vacanza, io sono contento. Rivoglio un bacio in campo per poter dire che sono contento. Anche se andassi ad un concerto di Fedez potrei essere contento, contento. Scrivere versi anche senza un'ombra, accontentarsi, questione di mentalità. Chi piscia lungo non fa mai centro, fate attenzione se c'è strumento. Com'è cambiata oggi questa società, troppe attenzioni e troppa poca verità. Io mi accontento, non chiedo niente, quanto rumore fa questa gente. Vuole di più senza fare niente. Sono giorni che mi lasciano dire, oggi sono contento. Anche stasera che sono stato con voi, sono contento. Grazie! Anche perché è bello ritrovarsi, no? Un po' di ruggine, come si dice. Dobbiamo levare un po' di ruggine, ragnatele, un po' di... Quindi, appunto per questo, perché siamo stati un po' troppo chiusi in casa, troppo attaccati ai telefonini, ai vari chi smart working, chi per cazzeggio. E ho notato che ormai stiamo diventando una generazione di fantasmi.
Grazie a voi per essere stati qui con noi. Il nostro live si avvia verso il termine e quindi ne approfittiamo ancora una volta per ringraziare Idea per aver calcato il nostro palco e regalato alle nostre orecchie questa splendida musica. Un bel applauso alla band. Noi di Magazzini Musicali Merula vi ringraziamo per essere stati con noi e averci fatto compagnia da casa in studio e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. E ora vi lasciamo all'ultimo brano di quest'oggi degli Idea, che si intitola Tutto brucia! Questa voce, c'è qualcuno che urla, questa si chiama terra.